Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Io non lo so se questa struttura è collocata in posizione utile per intercettare la via della seta. Secondo te è sulla scia? Massimo, siamo sulla scia di questa... Mi sa che siamo un po' fuori? Dalla mappa Quindi cinese. Siamo come Gioia Tauro, come il porto di Gioia Tauro, siamo come la Calabria, siamo come... Siamo la periferia della periferia Siamo del mondo. relativamente vicini a Roma, E quindi... dove storicamente gran parte dei commerci che nascevano, che scaturivano dalla Cina, arrivavano a Roma. Fino a, diciamo, dal 200 avanti Cristo era così. Però Venezia era un attimino più su. Venezia ha ripreso lo spirito, diciamo, che guardava ad Oriente, no? Perché i romani questa storia ci hanno insegnata. C'erano le colonne d'Ercole all'epoca, i mari erano praticamente, le Americhe non esistevano e quindi si procacciavano il benessere, i commerci, Quindi siamo... che non era solo commercio di beni, era circolazione di cultura, di religione. Non dimentichiamo lo sforzo che fece proprio Venezia all'epoca per spiegare la religione cattolica ad Oriente. Quindi il progetto... Quindi noi non siamo con Marco Polo, diciamo, noi siamo... Non siamo Magna Grecia, non siamo così, non sarei così pessimista. No. Però noi abbiamo questo porto di Gioia Tauro che da 20 anni ci ricordano essere l'infrastruttura più importante della Calabria e la nostra finestra, porta, uscio, chiamiamola come volete, no? Che guarda in un'altra realtà, guarda in una possibilità di crescita, di sviluppo, che può interagire con nuovi mercati, con nuove culture, con nuovi input, però puntualmente questo porto riceve schiaffi. Man mano che i governi si susseguono c'è sempre qualcuno che dice, il porto, io ricordo Massimo, le visite che fanno, appena insediato un ministro, la prima cosa che fa, Gioia Tauro, bellissima, meravigliosa, complimenti, tra un po' diventerà un'infrastruttura. Potrebbe essere la sede prediletta, il porto, del nuovo Consiglio dei Ministri che hanno annunciato di fare. E attenzione però, perché Catanzaro scrive che vuole la sede. Se deve essere simbolico. Paola vuole San Francesco. Però, dato che tutti quanti penso che conveniamo che noi non abbiamo bisogno di un Consiglio dei Ministri in Calabria, ma per la Calabria, possono fare pure a Domodossola, l'importante è che prendano dei provvedimenti per la Calabria. Allora, se noi vogliamo cogliere, diciamo, l'aspetto simbolico di questo gesto del governo, io direi di farlo in un luogo altrettanto simbolico, il porto di Gioia Tauro, ma non nella sala del municipio, del comune di Rosarno, di Gioia Tauro, ma all'interno della struttura, in cui probabilmente con un po' di scenografia simbolica si potrebbero, veicolare i messaggi delle opportunità da cogliere all'interno del porto di Gioia Tauro. A proposito, scusatemi, ma il patto per il Sud, che fine ha fatto? Perché sono venuto 5 o 6 volte allora il ministro De Vincenti, no? Ricordi, è venuto 5 o 6 volte, è stato alla festa dell'unità. Direttore, ma se poca cosa l'Italia nel suo complesso, si rischia di essere poca cosa l'Europa, no? Invece il Belt and Road, no? La via della seta, la nuova praticamente, potrebbe dare un ruolo economico alla politica a infrastrutture come Gioia Tauro straordinario, perché tutti i porti italiani ci vogliono per gestire le prospettive dei futuri traffici. Ma Genova e Trieste mi pare loro abbiano già scelto Genova e Trieste. Ma io per curiosità, no? Prima di venire... Ti sei letto il memorandum alla fine? Sì, mi sono andato a guardare un attimo il memorandum ed è... Il professore studia, è uno che studia, anche per, diciamo... Allora, innanzitutto non è un accordo, no?
non è vincolante, assolutamente non è un contratto. È un impegno possibile. Insomma, una descrizione di... Quant'è? Di 20 miliardi di euro? Documenti di intesa, sì, in cui non c'è nessuna esplicitazione neanche delle risorse finanziarie che vengono messe in campo. Non ci sono obiettivi, neanche contenuti precisi, ma soltanto veramente espressioni molto vaghe. Quindi, diciamo, è tra le cose che in questi giorni stanno, come dire, catturando l'attenzione in Calabria e nel paese, su Genova e Trieste. Non si fa alcuna menzione nel memorandum sulla come dire, scelta strategica dei due porti, accordo bilaterale dei due porti di Genova e di Trieste. E quindi queste mappe che stanno girando dove si vede che all'altere del memorandum ci sono degli interessi che ovviamente sono preesistenti. Attenzione, io ho letto un'intervista del sindaco di Trieste, il quale a un certo punto dice che ci sono degli accordi precisi per quanto riguarda il porto di Trieste, Trieste può tornare a vivere una primavera economica importante. Dice il sindaco di Trieste. Poi. Ma per cogliere l'intuizione del dottor Vilotta, diciamo, la visione che deve essere colta con questa firma, questa sottoscrizione di questa firma, deve andare nella direzione di avere un approccio unitario verso l'Unione Europea. Quindi l'accordo non deve essere nazionale, ma deve essere, diciamo, multilaterale. Infatti qua si parla di accordi bilaterali, su materie di vario genere, anche quelle infrastrutturali, su quali tra poco penso che torneremo. Però l'aspetto da cogliere con questa, diciamo, firma va nella direzione, secondo me, di anticipare quelle che dovrebbero essere le aspettative dell'Unione Europea di avere un fronte comune nei confronti della Cina. E ci sono dei segnali che vanno in questa direzione. Quali sono i segnali? Ad aprile la Merkel, commissario dell'Unione Europea, Macron incontreranno il Presidente della Repubblica Popolare Cinese e si va nella direzione di, come dire, di avere un fronte unico verso l'Unione Europea. Il 12 marzo, quindi prima della firma di questo memorandum, la Commissione Europea ha pubblicato una strategia dell'Unione Europea verso la Cina. Quindi c'è qualcosa che si sta muovendo. Però dovremmo fare una considerazione. Da dove partiamo? No, ma se posso concludere su questo. Poi una cosa devo dirla su questo aspetto. Certamente. Questa cosa. Ovviamente il memorandum dell'Italia fa clamore perché è un paese importante, perché è uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea. Però non è l'unico accordo bilaterale di questa natura già firmato. Esiste in Portogallo, esiste già in Grecia, prossimamente ci sarà a Cipro. E bisogna anche ricordare che la Cina non di questa portata perché l'Italia è un paese importante. Lì è un'altra cosa. Portogallo, Spagna sono altri accordi. Sì, accordi. Questo secondo il mio punto di vista, questo memorandum ha una valenza politica più che economica. È un segnale che ti lancia all'Europa. Se posso concludere questa cosa. Faccio un attimo il cappello iniziale su cui secondo me dovremmo indirizzare la nostra discussione. Le relazioni economiche e commerciali tra l'Unione Europea e non tra l'Unione Europea, tra la Cina e i paesi, diciamo, dell'Unione Europea sono, diciamo, frequentissimi. 16 paesi dell'Est Europa, di cui moltissimi dell'Unione Europea, hanno accordi formali, di accordi bilaterali di varia natura, accordi finanziari, accordi sulla trasparenza, sull'infrastrutturazione, che sono, diciamo, vigenti, e molti paesi sono dell'Unione Europea. Allora, qual è il tema dominante? Il tema dominante è che probabilmente questa mossa, che non è del governo attuale, perché noi sappiamo benissimo Gentiloni già prima si stava lavorando su questo. Si sta lavorando su questa cosa, probabilmente coglie anche l'opportunità di frenare un po' quelli che sono gli interessi francesi e tedeschi in Cina, che sono preesistenti. È un tentativo cioè di anticipare. È un tentativo di scacco matto. Esattamente. Quindi è un tentativo di recuperare 600 miliardi di euro l'interscambio della Cina con l'Europa. No. E lì
praticamente siamo primi o secondi rispetto agli Stati Uniti come partner principale. Poi di questi 600 miliardi, 160 li fa la Germania, che è il primo partner commerciale d'Europa, poco sotto la Francia che ha 150, l'Italia con i suoi 40 miliardi di interscambio è niente. Nulla. Lì dobbiamo recuperare, ma lì c'è un problema anche dimensionale. Io ho fatto anche delle esperienze, diciamo, istituzionali a questo riguardo. Quando vai praticamente in Cina e ti presenti con le microimprese che ci sono, per esempio in Calabria, no? E ti dicono che per fare un ordine prova di vino devi sacrificare l'intera produzione di un'azienda vinicola nostra media, no? 100.000 bottiglie, praticamente non hai spazio. Fanno le pernacchie. In questo senso questo programma, questo protocollo dovrebbe praticamente un po' rompere questa situazione e dovrebbe darci, come dire, materia per recuperare, perché dal punto di vista economico questo accordo è poca cosa. Altra cosa invece è l'aspetto politico. Quello è. La via della seta, il reticolo incide sulla geopolitica, che sposta la centralità del mondo da Occidente ad Oriente, cosa che nel nostro DNA. Noi rispetto, io insisto su fatti, diciamo, storici che sono importanti. L'impero romano praticamente è caduto, dopodiché, rimasto vuoto, ha favorito lo sviluppo di altre popolazioni, no? I britannici innanzitutto, che hanno guardato ad ovest. Le nostre piste che portavano ad est e ad oriente purtroppo morirono. Noi ci riappropriamo delle nostre origini, puntando verso la Cina. Ma già Craxi ci stava lavorando sulla Cina, già i governi della Prima Repubblica avevano individuato nella Cina la possibilità di mantenersi, come dire, una porta aperta rispetto all'Europa. Ecco perché abbiamo bisogno di far cadere un po' il messaggio del sovranismo. Qua è necessario costruire un fronte unico nelle relazioni con la Cina, per i motivi che diceva lui, di natura sia economica sia del nuovo ordine, diciamo, della geopolitica internazionale. Ecco perché è importante, dalla mia prospettiva, questa firma di questo accordo di buoni intenti, perché, come dire, accelera un pochettino quello che è il processo in atto di costruire un fronte unico dell'Unione Europea. Però non può sfuggire, questo è un punto di vista della politica. Non può sfuggire però che Salvini non è stato presente, non ha partecipato, non ha sottoscritto, perché guarda da un'altra parte, perché ha un rapporto privilegiato con Putin, perché Russia, sta vedendo altri momenti, come dire, di sviluppo, sta posizionando un pezzo di Italia, perché di questo poi si tratta, un pezzo di Italia attraverso la collaborazione commerciale, attraverso... Ma io da un punto di vista della gas soprattutto, non saprei dire molto, perché io sono un economista e non riesco a capire molte strategie politiche. Per esempio il riconoscimento del governo venezuelano e poi la boccia a Putin, che è una contraddizione in termini. Però va bene, lasciamo perdere, io sono un economista, faccio il mio mestiere. Vabbè, ma questi sono i fatti. La cosa interessante è che la Francia e la Germania per anni hanno curato individualmente, su base bilaterale, con la Cina, i propri interessi economici. Se voi guardate, e sono andato a vederlo perché mi documento, gli investimenti esteri che arrivano in Cina, vabbè, il primo partner è Hong Kong, va bene? Però se noi andiamo a vedere quali sono i partner europei che investono in Cina, quindi investimenti diretti in Cina, noi troviamo che c'è la Gran Bretagna con 3,8 miliardi di euro nel 2018, la Germania con 3,68 miliardi. Scusa, ma questa cosa è molto collegata ad Hong Kong. La Gran Bretagna praticamente ha fatto, grazie ad Hong Kong, queste operazioni. Non c'è la Francia, sì. Ok? Subito dopo gli Stati Uniti d'America, che hanno 3,45 miliardi di euro, c'è la Francia. L'Italia è posizionata ai margini. Sì, sì. Cioè questo è frutto faccio riferimento alla Germania e alla Francia, di una, come dire, una cosa che sta nelle regole del gioco delle relazioni economiche, delle convenienze, gli incentivi tra agenti
collocati in Cina, collocati in Francia, collocati in Germania. No, io c'è una la cosa... nostra, per i motivi di varia natura, N motivi, l'Italia non è, diciamo, è ai margini nella possibilità di cogliere le opportunità economiche che un mercato grande come la Cina può dare alle imprese italiane. Io su questa vorrei tornare ovviamente sull'aspetto geopolitico, capendo poco o nulla di economia, cioè va bene il professor Aiello, rispetto alla Cina c'è bisogno di una strategia comune dell'Unione Europea, però mi pare che l'Unione Europea, al di là della posizione di Salvini che giustamente sottolineavi tu, no? Lasciamo stare un attimo la politica interna, guardiamo la politica europea, non l'ha presa benissimo questa nostra intesa, anzi tutt'altro, una fuga in avanti, tutt'altro, cioè, quindi mentre la Germania da un lato si fa il suo accordo bilaterale con la Cina, il Portogallo vabbè, ha un peso specifico minore rispetto all'Unione Europea, però parliamo della Germania si è fatto il suo accordo bilaterale, poi viene da noi e ci dice ma così non si fa perché dobbiamo avere una strategia, una politica comune europea nei confronti della Cina. Quindi qua c'è un rischio di isolamento geopolitico dell'Italia, io vedo, se leggo anche, scusami che finisco il concetto e poi ti lascio la replica, se leggo anche le reazioni ovviamente di Trump, molto preoccupato no, che si rompa anche l'equilibrio all'interno del patto atlantico, quindi il problema non è che con questa cosa, ti faccio questa domanda un po' a metà fra la geopolitica e l'economia, non è che l'Italia rischia di fare la fine della Gran Bretagna con la Brexit, dice usciamo dall'Unione Europea, ma non avevano poi il piano B e si trovano in questa situazione. Io diciamo aspetterei gli inizi di aprile dove ci sono questi accordi, diciamo, nuovi incontri con il Presidente della Repubblica cinese. Io credo che potrebbe essere un'opportunità per il Paese Italia di inserirsi nuovamente nello scacchiere delle forze che contano in Europa e credo che questo sia una buona occasione ce lo lasciamo fare, perché poi ci hanno bacchettato per rientrare come dire, a pieno titolo come Paese che traina non da ospiti ma padroni di casa all'interno della nuova Europa, perché il progetto è costruire la nuova casa europea. Questo però voi mi state portando su un terreno che non è il mio e ovviamente questa cosa viene guardata con preoccupazione perché l'Italia ha tutti i requisiti per essere il partner più qualificato. Esattamente. Perché siamo un paese manifatturiero, secondo solo alla Germania, abbiamo tutte le caratteristiche per, come dire, coordinare le nostre attività produttive con quelle cinesi. Esatto. Coordinare, certo. No, nel senso che poi qualcuno dice non è che questi ci mangiano. Fino ad oggi noi l'ingegno, loro i soldi. Questo è il punto. Siamo pochi, non siamo interessanti. Non siamo l'India, non siamo l'Indonesia, siamo pochi. Perché noi siamo interessanti praticamente proprio per le nostre virtù, no? La nostra storia, il nostro clima. Pensate di cosa potrà accadere se veramente la Cina ci scopre come dire, obiettivo turistico. Sì. Che è uno nell'articolato del memorandum, le relazioni turistiche sono quelle più importanti. Che i partner europei sono preoccupati, ma fino ad oggi come hanno diviso la torta? 320 miliardi di euro di interscambio Germania e Francia messi insieme e 40 l'Italia? Però ti possono dire perché noi siamo più bravi. No, e noi ci stiamo muovendo nel rispetto delle normative. E allora scusate, cos'è un merito del governo giallo-verde questo? Di aver invertito un trend? Di aver imposto una nuova visione dell'Europa? Io non so se è merito di questo governo o è merito di governi precedenti o non lo so. Certo, 2015 Renzi se una cosa fatta bene bisogna dare atto a chi la realizza praticamente. Nel 2015 noi partecipiamo come Paese alla istituzione della Banca Asiatica per gli investimenti. Nel 2017 con il governo Gentiloni partecipiamo con un ruolo attivo nel summit delle relazioni. Ed hai toccato un tasto dolente, no? Però firmi a marzo. Cosa significa per l'Italia l'accordo con la Cina dal punto di vista finanziario? Il nostro debito pubblico, non nascondiamocelo, dopo il cui ha necessità di un intervento forte. Fino ad oggi praticamente ci siamo tenuti a galla perché Draghi comprava i nostri titoli, no? Ora
non li sta più comprando, Li comprano i ma cinesi. col TLO li comprano i cinesi. non li sta vendendo. Abbiamo ottenuto questa sorta di armistizio. Abbiamo bisogno di intervento forte. E li comprano i cinesi. E non i questa è la cosa. 70 miliardi che, scusa, diciamo nella fase... 70 miliardi. Sono dobbiamo. niente. Sì, ma noi Sono entro fine anno 70 miliardi. E Ognuno di noi la ha Cina 38 mila ha euro questa di possibilità debito. perché Scusate. ovviamente ha un surplus enorme. Quindi chi ha fatto questa operazione, pensando anche agli equilibri del nostro debito pubblico, ha fatto un'operazione incommiabile, al di là dei colori politici praticamente. Cioè significa che il debito pubblico lo comprano i cinesi. Lo compra qualcuno. I cinesi a questo Sì, punto ma se non lo compra nessuno, noi andiamo praticamente... E per questo lo compra chi in questo momento ha interesse ad acquistarlo. L'aspettativa, in base a questa lettura che dà il dottor Bilotto, è che i cinesi saranno, diciamo, i possessori il nostro debito di una pubblico. quota rilevante del debito pubblico italiano. Ma non è un fatto nuovo, i cinesi hanno comprato Non solo di quello, di molti tutto paesi il paese, del terzo questi si mondo. comprano squadre di calcio, Lo hanno fatto. aziende manifatturiere, debito pubblico, Alberghi. comprano tutto, alberghi. Assegniamoci alla nuova realtà del calcio mondiale. Noi giocheremo una partita del campionato di Serie A In Cina. No, ma questa è stata smentita, non si può. arriverà a Questo è il tema Ma se ne diciamo, è parlato. Italia-Cina, Unione Europea. Poi c'è il tema Calabria. tema Calabria che siamo lì. Invece arriviamo dopo, però prima ti volevo fare una domanda invece. Ma voi siete preoccupati sotto l'aspetto della sicurezza nazionale, no? Si è dibattuto anche dei riflessi che può avere questo accordo, no, Attilio, sui temi della sicurezza, c'è tutta la partita per esempio, no? Diciamo, come definirla? Delle telecomunicazioni, del GC, cioè, Infatti, questo ci deve preoccupare oppure no? Ma non c'è però È stato stralciato. non c'è nell'accordo. Nell'accordo è stato stralciato. 5G è stato stralciato, Sì, ma i problemi legati invece alla sicurezza... Come dicevo prima, nel memorandum non c'è traccia alcuna di accordi molto, diciamo, fissi o ben delimitati. Manca il secondo. Dichiarazioni varie. Sì, perché Però- c'è qualcosa che non sappiamo ed è rimasta nei cassetti. No, ma è perché è semplicemente un accordo Ragazzi, una di brilla buona per intesa, trasparenza, voglio dire. Ci adeguiamo Ci sono una serie di accordi ci che adeguiamo noi ovviamente- alla Repubblica Cinese. Ovviamente settore per settore ci saranno dei player che domineranno le relazioni nel rispetto, c'è scritto, ovviamente questo è chiaro, delle legislazioni dei paesi che firmano l'accordo. Firmatari. E quindi diciamo, potrebbe anche essere, qua potremmo, come dire, ragionare anche sulla paura che, diciamo, emerge dalle discussioni nell'immaginario collettivo di essere ulteriormente invasi di prodotti di bassa qualità cinese. Questo potrebbe probabilmente essere l'occasione giusta per adeguare i prodotti che arrivano dalla Cina agli standard su protocolli di intesa seri ben delineati per garantire gli acquisti e le importazioni. Le famose cineserie, Esattamente, insomma, no? sotto controllo, maggiore Questo controllo. In Cina c'è una grande consapevolezza, si rendono conto che il mercato non può che andare nella direzione del miglioramento degli standard produttivi, Esattamente. anche perché la Cina ha le sue Cine, no? In testa il Vietnam e altri paesi simili, hanno già il problema Taiwan, certo. di ciò che costa ancora meno, perché la politica basata sui costi di produzione sapete praticamente che non ha limite. Se non investi in qualità non va da nessuna parte. E l'Italia è un paese ideale per quello, lo dicevamo prima, perché ha la stessa vocazione manifatturiera ma spostata su standard qualitativi straordinari. Pensate praticamente cosa può fare il settore della moda cinese se poco poco, come dire, lo contaminiamo della nostra capacità di fare moda. La cosa che mi dispiace di più è che non vedremo mai più in Italia il Dalai Lama. Non verrà più. Andremo noi da lui. Non verrà più in Italia. La cosa interessante è questo ragionamento che faceva lui sulla contaminazione del Sì, know-how d'accordo, ma adesso cinese mettiamoci Italia. dentro la Calabria, fatemi capire questo. Il ragionamento che potremmo fare... Questa piccola striscia di terra che sta lì. Con 2 milioni di persone. Ho capito. Certo, qui non nasceranno centrali industriali, insomma. Ce la giochiamo con la solita offerta che comunque è importante, quella turistica. E che vuoi fare, scusa? Puoi fare tanto. Ma il porto, che ne dobbiamo fare di questo porto? Ma il porto è un porto di passaggio, praticamente, scusa. È un porto praticamente che è lì
per facilitare praticamente i traffici verso Occidente, scusa. Tu ci sta tutto. Ma se non entra strategicamente, no? Nel disegno strategico dei punti chiave di questo rapporto. Allora, vediamo un po' che cosa possiamo dire. Me lo dici dopo la pubblicità questo? Oh, no, certamente. Tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bene, torniamo in diretta. Allora, Francesco Aiello voleva introdurre questo argomento del porto di Gioia Tauro in questo contesto appena visto realizzarsi, no? Con una firma di questo memorandum con la Repubblica Popolare Cinese, questa via della sete. Ora cerchiamo di capire, di qualche giorno fa la notizia secondo la quale il Presidente della Regione ha scritto a Conte, ha scritto a tutti, dice, ma scusate, ma qui noi siamo rimasti fuori, siamo rimasti tagliati fuori. Il Presidente? Il Presidente della Regione, okay. Cosa sta succedendo? E perché dici questo? Perché sorridi? No, perché abbiamo scritto in molti in questi giorni, diciamo. Vabbè, parlo delle cariche istituzionali, no? Pure lui è una carica istituzionale, è nella ZES, qual è la tua carica? Chi l'ha nominato? Il governo. Il governo? No, il Ministero dei Trasporti. Il Ministero dei Trasporti. Toninelli proprio. Toninelli, sì, io ho complimenti. Questo ruolo tecnico, non politico, sì, certo. Okay? Quindi per separare, diciamo, le cose. Poi mi spieghi come ti confronti con Toninelli, perché la cosa mi incuriosisce. Magari dopo ne possiamo parlare. Allora, questo ruolo, il ruolo del porto di Gioia Tauro, insomma, in questa nuova dimensione di quello che si sta verificando in questi giorni. Allora, innanzitutto mi sembra di poter dire che c'è qualcosa da un punto di vista economico che non è molto razionale nelle scelte che sono state fatte, che non sono nel memorandum, ma fanno parte ormai della conoscenza comune condivisa, cioè che Genova e Trieste sono i porti prediletti per gli investimenti cinesi. Allora, la cosa strana, la capisco da un punto di vista dell'attrattività politica dei luoghi, no? Perché ovviamente l'interesse di Trieste e l'interesse di Genova è molto più elevato rispetto a quello di Genova e di Gioia Tauro, però da un punto di vista proprio dell'economicità del trasporto non riesco a ben individuare qual è la logica che ha guidato queste scelte, per il semplice motivo che una nave porta container, quindi stiamo parlando di grandi navi che portano 18.000 teus, quindi cose veramente molto grandi, che hanno bisogno di fondali molto elevati, impiega per arrivare dal centro del Mediterraneo a Genova 4,5 giorni, quando con 3 o 4 ore potrebbe essere tranquillamente a Gioia Tauro. Quindi i tempi di percorrenza su mare di queste navi che arrivano dall'estremo oriente per arrivare nei luoghi di destinazione, cioè Trieste e Genova, sono molto più elevati rispetto a quelli di Gioia Tauro. A questo aggiungi che cosa? Aggiungi il fatto che una volta che arriva a Gioia Tauro, come fai ad arrivare al nord, ovviamente? Qualcuno mi sta dicendo. Questo sto dicendo. Il piano di infrastruttura, poi li ammortizzi dopo su terra. Il piano di infrastrutturazione che potrebbe essere colto con questa occasione della nuova via della seta, potrebbe essere esattamente quello di ammodernare, efficientare il sistema del trasporto su rotaia da sud verso nord, in cui a regime, okay, con capitali magari anche di provenienza cinese, perché no, poi a regime puoi avere un sistema che ti conduce a nord dell'Europa e quindi nel centro anche dei mercati che contano in 24-36 ore, risparmiando rispetto al trasporto via mare molto tempo. Quindi questa è una cosa su cui mi piacerebbe ancora indagare, perché non ho capito bene la logica proprio dell'economicità del trasporto. Prima questione. Seconda questione molto importante. Analizziamo, voi posso ricapitolare per vedere se ho capito. Quindi dovrebbero i cinesi mandare le merci a Gioia Tauro, dovrebbero investire, cosa che già fanno, dovrebbero investire
sul trasporto ferroviario in Calabria. Cosa che stanno già facendo negli altri con paesi. I tempi, diciamo, della burocrazia italiana, anziché andare direttamente a Trieste, dove... No, a Trieste, sei al centro dell'Europa, è un sistema di collegamento moderno, perché dovrebbero... Perché è regime, sì, perché è regime. Questo lo non conosciamo. Dove si va? Verso il Katai, no? Che è la regione dove si faceva praticamente la seta, sì. Attraverso Baghdad, sì. Attraverso praticamente il Medio Oriente, cioè attraverso le nostre zone. Cosa c'entra Trieste? Gioia Tauro è proprio nella rotta storica della via della seta. Perché siamo naturalmente noi disposti verso perché mica Trieste è tutto pronto, bisogna investire, addirittura bisogna fare degli investimenti per ripristinare il livello. Sì, ma tu arrivi a Gioia Tauro per fare che cosa? Poi deve arrivare al mercato che cosa? Poi deve arrivare in Germania. Forse non mi sono spiegato. Nord Europa, come ci arrivi? Forse non mi sono spiegato bene. Vai direttamente a Trieste, vai direttamente a Genova e sei... Forse non mi sono una logistica che ti consente. Forse non mi sono spiegato bene. Noi dobbiamo guardare in prospettiva, perché gli investimenti sono a rendimento non immediato ma differito, come mi insegna Bilotta. Cioè dobbiamo guardare quello che succede una volta lungo periodo, diciamo. No, medio periodo, quando le attività di infrastrutturazione sono terminate, da lì in poi che dobbiamo capire un attimo qual è il rendimento dell'investimento. Se tu a regime escludi Gioia Tauro e preferisci di andare sistematicamente nei due porti, supponiamo Genova, tu impieghi a regime ogni nave, ogni giorno, 4 giorni in più per arrivare a destinazione, quando a regime potresti impiegare 3 giorni in meno. Perché se a regime stiamo dicendo che la via per arrivare a Gioia Tauro è molto più breve via mare e poi per joint venture con imprese, quello che volete voi, i governi nazionali cinese e italiano, si fa un sistema di trasporto via terra, quindi via rotaia efficiente, questo è quello che dobbiamo vedere. Lo scenario che dobbiamo confrontare non è quello in cui non c'è nulla per poter arrivare quello che dobbiamo vedere è cosa succede a regime. C'è bisogno di altre infrastrutture però che le colonne d'Ercole non ci sono più. Peraltro. Esiste anche la destinazione delle stesse Americhe. Non dovete solo pensare a Gioia Tauro come porto che guarda all'Europa. Potrebbe, siccome sono tutte le merci che vengono dalla Cina, noi lì capovolgiamo gli equilibri. Spostiamo dal Pacifico all'Atlantico il centro del mondo. Esattamente. È un grandissimo fascino questa cosa. Le Americhe sono isolate, hanno 2 oceani, il Pacifico e l'Atlantico, lo sappiamo tutti quanti. Oggi è il Pacifico il centro del mondo, non ci sono dubbi. Le Americhe è da lì che si approvvigionano. Domani questa cosa la potremmo capovolgere proprio con una funzione, un ruolo dell'Italia straordinario. Per dare funzione a Gioia Tauro hai bisogno di costruire attorno a Gioia Tauro altre infrastrutture tutta una logistica capaci, che in questo momento manca. Di supportare sono una mancia per la Cina questa, consentite. No, ma io non sono preoccupato degli investimenti, io sono preoccupato dei tempi. Prima accennavamo per esempio ai patti per il Sud, no, dentro i patti per il Sud per esempio ci sono tutta una serie di investimenti e di finanziamenti per migliorare la logistica, il trasporto su ferro eccetera eccetera. Beh, proprio oggi ho scritto sul mio giornale che questi patti per il Sud sono ad un punto morto. Insomma, in Calabria in 3 anni abbiamo speso il 16% delle risorse, in Sicilia il 6%, in altre regioni, in Sardegna addirittura il 3%, quindi a me mi preoccupano, siccome qua in Calabria e in Italia stiamo parlando da tempo per esempio del blocco delle grandi opere, no? Non si riescono mai a sbloccare queste grandi opere. Sì, ma questo è un penso alla 106, la SS 106 sono anni che pensa un attimo se devi mettere mano a garantire a Gioia Tauro alla linea che ancora deve essere elettrificata, vorranno 100 anni. Non bisogna essere né fatalisti né se fossi un investitore cinese io sarei molto preoccupato dei tempi. La Cina l'ha fatta in luoghi in cui perché erano molto più indietro del nostro. Infatti. Anzi, questa può essere un'occasione storica per rompere queste equilibri. Da un lato, dall'altro lato c'è un elemento di maggiore competitività di Gioia Tauro rispetto agli altri porti, che a parte le caratteristiche... Questo è il secondo punto che dovevi dire. Esatto, no, ce ne sono più di 2. Vai, il secondo è, a parte le caratteristiche proprio della collocazione geografica e delle caratteristiche strutturali dei fondali, c'è un'altra cosa importantissima che è quella dello spazio, lo spazio fisico del retroporto, che è uno spazio non utilizzato che altrove non c'è. E se arrivano volumi come si prefigurano nello scenario
di intensificazione delle relazioni con Cina e Unione Europea, i prodotti hanno bisogno di sosta in spazi, gli spazi altrove non ci sono, a Gioia Tauro ci sono. Scusate, ma perché? Il retroporto di Gioia Tauro è vasto, pronto ad accogliere, laddove ristrutturato in maniera opportuna, tutta la merce che viene dai Il Presidente della Repubblica Popolare Cinese è andato in Sicilia. Questa è un'altra delle cose. A riflettere. È andato a Che Palermo. andava a fare? Mangia l'arancino. Che andava a fare? A Palermo. Cioè, noi gli abbiamo dato delle arance, tenuto conto del fatto che la Cina produce l'80% del fabbisogno del mercato legato alle arance. No, ma questo è uno dei motivi per cui mi hanno, direttore. Perché è andato... Come lei ben sa, direttore, io qualche giorno fa, prima del governatore Oliveri, ho fatto, diciamo, una sorta di appello, diciamo, simbolico ai due presidenti per riconsiderare e rivalutare l'opportunità di inserire Gioia Tauro all'interno della via della Sete. La motivazione principale di questa, diciamo, operazione mediatica che è stata fatta, che ha raccolto molte adesioni, imprenditori, sindacalisti, insomma, docenti di varia natura, era esattamente, scaturiva da che cosa? Dal tentativo di riportare nel tavolo della discussione sulla portualità italiana il tema di Gioia Tauro, proprio per, come dire, arginare un po' quello che si sta osservando in questi giorni, che sta entrando con veemenza in questa, diciamo, in questa diatriba sui ruoli dei porti, Palermo, e sta entrando per un motivo molto semplice, possiamo tranquillamente dirlo. Un esponente del governo, che mi sembra una figura un sottosegretario, è di Palermo, è vicino al Movimento 5 Stelle e ha forti, diciamo, relazioni come dire, lavorative con l'Estremo Oriente, perché si occupa di investimenti. E quindi porta il Presidente della Repubblica Cinese e quindi a casa sua, in Sicilia, in una logica, se vuoi... Però mi sembra... Sì. No, in una logica, se vuoi, di cogliere le opportunità e di valorizzare anche i legami con la propria terra, è ovvio che cogliere l'occasione. È chiaro che se tu fai Roma-Palermo... Dato che noi non c'eravamo e non ci siamo stati in questo tavolo... Roma-Palermo, Genova, Trieste, cioè, voglio dire... C'è un triangolo perfetto dal quale noi siamo fuori. Noi siamo fuori, perché ma io non nel sarei momento così... in cui... Scusa, perché nel momento in cui... Io credo che questa è una regione un po' distratta, nei momenti topici perde le occasioni. Cioè, noi ci lamentiamo, noi abbiamo il lamento facile ma è postumo, sempre il giorno dopo. Quando sai che deve arrivare il presidente della Cina, cinese, in qualche modo, no, attira l'attenzione, guarda che c'è questa regione, c'è questo porto meraviglioso, vieni a vederlo, fate in modo che anche 5 minuti, 10 minuti, giusto per rendervi conto di quello di cui vi stiamo parlando. Ma non ha parlato nessuno ha invitato nessuno. Dopo ci lamentiamo perché nessuno è venuto a vedere, ci lamentiamo perché siamo fuori da questo memorandum, ci lamentiamo perché la Calabria ha un'infrastruttura come il Porto di Gioia Tauro meravigliosa, straordinaria, che ha potenzialità enormi, ma sempre il giorno dopo, sempre a cose fatte. Francesco Ieri. No, ma io sono d'accordo con te. Sempre a cose fatte. Sono tanto d'accordo che abbiamo fatto questa azione suppletiva, non istituzionale, con quell'appello per tentare un attimo... Suppletiva alle istituzioni? No, suppletiva in generale. Perché, a chi ti sei sostituito? Alle istituzioni che un po' distratte. Perché da lì in poi, nei giorni scorsi, tutti hanno iniziato a scrivere di Gioia Tauro e tutti quanti hanno... Ma l'assessore all'industria in questi giorni era distratto? Non ho idea. No, voglio dire che tu mandi una lettera, tu Presidente mandi una lettera dopo che si è consumato tutto, chiedendo attenzione e rivendicando un certo che di rapporto centrale in questo progetto nella Calabria, che lo vai a fare il giorno dopo? Io credo che ancora i tempi non siano maturi, ancora tutto è in gioco per i motivi che abbiamo detto prima. In questo nuovo scenario credo che occorra necessariamente come dire, alzare l'asticella dell'attenzione del dibattito e anche dell'interlocuzione nei tavoli che contano
Perché Gioia Tauro, sia per i motivi che abbiamo detto prima sulla Via della Seta, sia soprattutto secondo me sul ruolo strategico che può avere la zona economica speciale, necessariamente deve essere il tema dominante da qui a qualche anno, 2 o 3 anni, per avviare veramente un processo di modernizzazione dell'industria italiana. Ma ci vuole un accompagnamento politico a questa cosa, accompagnamento nel senso che possa essere un'opportunità, al di là delle nostre istituzioni, anche la numerosa deputazione parlamentare, non mi pare che abbia detto né A né Ba su questa cosa, non so se io non ho avuto, non so se tu hai avuto riscontri dalla lettera per cui ti ha chiamato qualche deputato, senatore, diciamo, quasi magari finisce in una rassegna stampa, si legge questa cosa e poi muore lì. Poiché è un tema che mi interessa da calabrese, da economista soprattutto, il tema, diciamo, qual è il tema che interessa qualsiasi calabrese? Quello di tentare un attimo di, insomma, con la propria attività lasciare una traccia sul processo di modernizzazione di questa regione, no? Gioia Tauro necessariamente deve essere il luogo del riammodernamento dell'apparato industriale calabrese. Se non c'è quello, arrivederci. Necessariamente, perché come tutti quanti noi sappiamo, il commercio mondiale, il 70-80% dei prodotti che veicolano nel mondo viaggia via mare nel mondo, e noi dobbiamo cogliere questa opportunità. È il mezzo più economico, la zona economica speciale, laddove opportunamente avviata, siamo molto in ritardo, siamo molto in ritardo rispetto a quella campana, laddove opportunamente avviata e consolidata nei meccanismi istituzionali, può essere un'occasione. Vedremo che cosa succede nei prossimi giorni. Bene, noi chiudiamo qui. Volevi dire qualcosa, aggiungere qualcosa? No, volevo solo chiedere, ma mi ha già preceduto e mi ha risposto che appunto siamo sulla ZES. La ZES stiamo aspettando. Anno zero. Abbiamo, poi magari se avete la pazienza di fare un altro approfondimento, ci vediamo giovedì a Gioia Tauro per la riunione di insediamento del comitato di India. Finalmente si insedia il comitato. Già questo è un passo. È un risultato. Già il primo passo. Grazie per essere stati con noi, grazie a Domenico Bilotta, grazie a Francesco Aiello, Massimo, ci vediamo. Grazie a voi per l'invito. Nei prossimi giorni, perché comincia la battaglia politico-elettorale legata alle amministrative. Ma magari troviamo uno spazio per parlare di economia e di ZES. Come no? ZES. ZES. Bello questo, ZES. Sì, no, perché ci vediamo domani.